Benvenuti amici di mattoscacco.com, tenetevi forte che andremo a vedere una delle partite più complesse, penso, della storia degli scacchi dal punto di vista tattico. Col nero gioca Ding Liren, il terzo giocatore più forte al mondo di scacchi, contro comunque un gran maestro da 2585 punti, mica male. Andiamo a vedere come si è svolta la partita. Allora, il bianco ha aperto con D4, cavallo F6, fin qui tutto tranquillo, C4, classica continuazione, adesso ci sono varissime, tante altre possibilità, c'è E6, c'è subito G6, c'è subito D5, E6 diciamo è una fra le più gettonate, poi dipende che tipo di sistema si vuole utilizzare come difesa. Su cavallo C3 e alfiere B4 siamo davanti a una Nizmovic dove il nero è disposto a cedere il proprio alfiere camposcuro, creare un'impedonatura al bianco dei pedoni C3 e C4, dopodiché, visto che non avrà più l'alfiere camposcuro, metterà il suo alfiere campochiaro in una casa molto forte, per esempio B7, quindi farà probabilmente un fianchetto. Talvolta il nero è anche disposto a cedere anche l'altro alfiere, mettendolo in A6 e cambiandolo con l'alfiere bianco. Quindi il nero poi si potrebbe ritrovare a giocare una partita di soli cavalli, dipende sempre come va la situazione. Cavallo F3, adesso bisogna fare molta attenzione a questa entrata dell'alfiere nero che inchioda il cavallo e non avendo l'alfiere da mettere in E7 nostro, poiché il nostro alfiere è impegnato ad inchiodare il cavallo, potrebbe darci qualche noia. Tuttavia, al grandissimo campione non dispiace questa posizione, gioca a rocco corto e tac, alfiere G5, fatta, ormai è troppo tardi. Prosegue la partita con C5, qui sono tutte mosse da libro, E3, e ora pedone cattura, e ora si può catturare in due modi, sia di donna che di pedone. Qual è la cattura che ti piace di più, vedendo così la partita? Probabilmente ti piace più questa, dove hai due pedoni allineati che sono molto forti. In questo caso, che non è la mossa che è stata giocata in partita, la partita poteva continuare in questo modo, con cattura di pedone, chiaramente non si può catturare di cavallo poiché è inchiodato, i due giocatori si trovano con due pedoni isolati centrali, il bianco avrebbe potuto continuare lo sviluppo, H6 per togliere questo fastidiosissimo alfiere, qui il bianco avrebbe potuto cambiare tranquillamente, ora c'è un pedone sotto ma non può essere preso dal cavallo poiché è inchiodato, quindi il bianco deve prima arroccare prima di poter prendere questo pedone e adesso che c'è veramente la minaccia della presa del pedone è il turno del nero che toglie questo cavallo molto forte e può continuare la partita in questo modo. Ora la struttura dei pedoni indica tutti i piani per entrambi i giocatori. Qui il bianco ha un pedone arretrato C3, probabilmente il piano di gioco del nero sarà quello innanzitutto di togliere questo alfiere da qualche parte, metterlo in F5 probabilmente, poi anche farlo mettere in H7, torre in A in C1 e poi manovre di cavallo in A4 e in C4 per prendere posizione davanti alla debolezza e fissare dunque la debolezza. Ma la partita non è andata così, quindi non fasciamoci la testa, è andata con donna per D4, segue cavallo C6, sviluppando un pezzo e minacciando la donna, che si ritira in D3. Un'altra possibilità interessante per la donna, un'altra casa interessante per la donna era quella di andare in H4. Così rimane attiva e rimane sull'ala di re, dove c'è l'arrocco. Così, per esempio, dopo un H6 poteva seguire un cambio totale. Ora dici, ma cavoli, ma il nero si fa impedonare in questo modo? Attenzione, come ho ripetuto anche diverse volte, negli scacchi delle debolezze a volte possono essere anche dei punti di forza. È vero che qui ci sono due pedoni doppiati, nessuno lo mette in dubbio, ma è anche vero che quando i pedoni doppiati evitano case critiche di entrata dei pezzi avversari sono molto forti. Esempio, immaginiamoci che qui non ci fosse questo, non ci sarebbe questo pedone in F7. Se non ci fosse questo pedone in F7 che tiene questa casa,
ci sarebbe un bellissimo buco per il cavallo. Però ora, grazie ai pedoni doppiati, questi pedoni controllano tac, tac, controllano tutte queste case e quindi i cavalli non sanno dove andare. Quindi in questo caso non è una debolezza. Poi attenzione, bisogna vedere come si sviluppa la partita. Torniamo quindi indietro perché appunto la donna non è andata in H4 ma è andata in D3. A questo punto segue H6, fin qui la partita è piuttosto lineare, i fuochi d'artificio ragazzi devono ancora arrivare. Alfiere in H4, D5 finalmente una spinta liberatoria, torre di 1 per supportare questa colonna che probabilmente si aprirà a breve, G5 è una mossa che si può fare, il nero diciamo che non teme tanto sacrifici poiché favorirebbero il nero e quindi alfiere G3. È il turno del nero che gioca, vediamo se riesce a vedere la mossa che gioca il nero fra pochissimo. Beh, mi sembra logico, no? Cavallo in E4. Cavallo in E4 si fa chiaramente ancora più pressione su questo cavallo che ancora una volta non può muoversi poiché c'è l'inchiodatura sul re. Cavallo di 2 per minacciare il nostro cavallo e togliere l'alfiere che inchioda per schiodare anche il proprio re. Ora c'è chiaramente la presa su questo cavallo, perciò il cavallo si ritira, va in C5 e attacca la donna. Ottima casa per il cavallo, la donna chiaramente si ritira su C2, che è un'ottima casa anche per la donna, e adesso arrivano i colpi di scena. Qui è chiaro che il nero ha una situazione interessante, tuttavia c'è questo alfiere bloccato, sta giocando con un alfiere in meno, però i due cavalli sono molto attivi, questo alfiere è molto fastidioso, la donna può attivarsi molto facilmente andando su F6 ed entrare facilmente in gioco. D4 è stata la mossa di Ding. Probabilmente voleva aprire un pochettino le linee, no? Poiché il re avversario è ancora al centro e bisogna approfittare di quando il nostro avversario non ha ancora fatto l'arrocco per attaccare. Cavallo F3 per iperproteggere questo punto. Chiaramente ora il nero non può prendere questo pedone, sarebbe bella questa situazione, ma non lo può fare perché se prende il pedone, tac, perde la donna. Quindi chiaramente entrambi i giocatori hanno visto questa situazione. E5 per supportare questo pedone e attenzione, la mossa giocata adesso è cavallo per E5. Guardiamo un attimino, torniamo indietro. Qui non si poteva giocare pedone per D4 per esempio, poiché dopo pedone per D4, dopo una serie di cambi, qui è chiaramente il nero in stravantaggio. Ok, motivo per cui non si poteva catturare il pedone, ma si prende questo di pedone, no? Tanto ci sono due attaccanti su questo pedone, nessun problema. Ora c'è questo cavallo che minaccia di prenderci qui, ma onestamente non ci fa paura. Però sarebbe bello ora col pedone catturare questo cavallo, ma ancora una volta a seguito della cattura c'è la torre che ci cattura la nostra donna. Quindi cosa possiamo fare? Abbiamo un pedone inchiodato praticamente. Questi cavalli immobili finché la situazione non si smuove, perciò Ding dice, ma sì, io intanto ti prendo il cavallo. Attenzione, attenzione qui, eh. Quindi Ding ha appena sacrificato la donna poiché il suo avversario la cattura su D8. Pedone cattura B2 scacco di scoperta si chiama, perché il pedone ha catturato e intanto l'alfiere si è scoperto e ha dato scacco al re. Il re si deve spostare oppure bisogna coprirlo. Qui, dato che questa torre prima o poi il bianco la perderà, era più sensato andare a coprire. Certo si potrà giocare ancora sull'inchiodatura, torre D8, cavallo F3 per difendere sempre questo punto, alfiere G4 per eliminare il difensore che difende questo punto. Insomma, la partita era molto complicata, però era migliore questo tipo di continuazione. Qui il bianco gioca re in E2. A questo punto intanto
appunto perde la torre, come abbiamo detto. Donna cattura B2 e qui ci sarebbe tra le tante anche questa. Torre qui, diciamo che potrebbe essere buona, molto buona per il nero, però qui il nero non decide di fare quella mossa. Tra l'altro il bianco sapeva di questa mossa, però cos'altro poteva fare con la donna? Se, non so, con la donna si spostava, guarda, la donna non ha case, qui non può andare, 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 qui non può andare perché c'è sempre la torre, qui c'è il pedone, cos'è? Va qua? E se va lì è peggio che peggio, abbiamo questa, la donna non gioca per tutto il resto della partita. E quindi sarebbe veramente un casino. Perciò la donna dice: se almeno la perdo, mi prendo questo pedone che fra poco va a donna e almeno sto tranquillo. Qui non viene giocata questa mossa, ed è qui la genialità del giocatore, ma viene giocata cavallo in A4, minacciando la donna e andandosi a prendere probabilmente una casa molto importante. Donna C2, ancora una volta non viene giocata questa mossa, ma cavallo C3 scacco. E ora bada bene, dove può andare il re? Se torna indietro sulla casa nera, si sottopone agli scacchi di scoperta del nero e probabilmente anche a scacchi matti, perché re in E1, scacco di scoperta di cavallo, la situazione è veramente tragica. Altre possibilità sono anche cavallo B1, sempre come scacco di scoperta, eccetera, eccetera. Non può andare sulla colonna D poiché è controllata dalla torre. Alla fine dice: ciao, vado in F3, magari cerco di rifugiarmi in un angolino, toglierò prima o poi questo alfiere da qui, così mi metto qui al posto dell'alfiere e vediamo se riesco a tenere la situazione. Adesso ci sono possibilità spontanee per il nero come G5, in modo tale da iniziare un attacco sul re, così il re è costretto a venire al centro della scacchiera sarà un casino. Questo è quello che farebbe probabilmente un normale scacchista in questa situazione, ma non il numero 3 al mondo. Torre di 4. Qual è lo scopo di torre di 4? Torre di 4 controlla la quarta traversa, quindi impedisce al re bianco di salire. E il re bianco tra l'altro non può neanche scendere perché c'è il cavallo che controlla questa casa. Quindi ora il re bianco è incastrato, però è anche vero che questa torre si può catturare col pedone. Perché non la si può catturare? Poiché a seguito della cattura c'è scacco con attacco doppio, alla prossima si perde la donna. Fantastica questa mossa. È il turno ora del bianco che gioca H3. Lo scopo di H3 è quello di togliere via l'alfiere e di far mettere il re al posto dell'alfiere. H5, finalmente i due pedoni allineati vanno a supporto dell'attacco, alfiere H2, G4, re G3. Perché il bianco non ha catturato, per esempio, in questo modo? Perché c'era comunque una continuazione di questo tipo che adesso vedremo che andrà più o meno così lo stesso, quindi la commentiamo man mano che adesso arriva la situazione. Quindi su G4 mi hanno detto non cattura ma re in G3, segue torre di 2. Anche qui torre di 2 è sempre una mossa molto forte, il nero gioca sempre sul fatto che il bianco non può catturare la torre poiché segue sempre il doppio attacco e si perde la donna, e intanto la torre in modo silente va a conquistare traverse molto importanti. E ora tra l'altro c'è minacciato anche la donna che si deve spostare e va in B3. Cavallo in E4 scacco, dove può andare il re nero? Può andare solo o qui o qui. Decide di andare in H4 nell'angolino, sentendosi più al sicuro. Alfiere in E7, finalmente il nero inizia a chiudere anche le case nere, no? E qui? E qui chiaramente non si può andare qui sia perché c'è l'alfiere sia perché c'è il cavallo. Non si può tornare indietro. Il nero sacrifica volontariamente questo pedone in H5 per far avvicinare il re nel proprio schieramento. Re G7. Re G7 chiaramente serve per controllare questa casa. Questa casa era già controllata anche dal pedone, no? Quindi il re funge da pezzo che aiuta a creare una rete di matto, no? Ancora una volta il re
bianco ha tutte le case minate, non può neanche catturare questo pedone perché è tenuto dall'alfiere, basterebbe ora un semplice scacco per dare matto, quindi probabilmente si sposterà l'alfiere campochiaro e ci darà matto in H8 di torre. Vediamo se il bianco riuscirà a permetterlo. Alfiere in F4, con l'idea di proteggere il proprio re. Alfiere in F5, alfiere in H6 scacco come previsto, re in H7, ora il nero è un poco lontano da dare il matto. Intanto il bianco dice ciao, vediamo se riusciamo a entrare con la donna, a supportare, a togliere un po' di pezzi neri, perché qui è veramente dura la situazione. In effetti qui il nero sembra che abbia finito un po' le chance, no? Perché il bianco comunque ha trovato un buon piano difensivo, tuttavia torre F2, la torre da qui riesce a essere facilmente un pezzo attivo. Alfiere in G5, attenzione ragazzi, perché alfiere G5? Perché se qui ora il bianco non gioca in modo attivo, non so, sposta l'alfiere, che cosa c'è qui? C'è cavallo G3, scacco. E ora dove va il bianco? Qua? 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 O qua? Da nessuna parte, perché questa diagonale è controllata dall'alfiere, questa diagonale da quest'altro alfiere, dal re, dal pedone, e questo pedone chiaramente controllato sempre dall'alfiere. Ci sarebbe il matto. Di conseguenza non può giocare in modo passivo, ma deve giocare in modo attivo. Segue perciò alfiere G5. Alfiere G5 permette, se ora appunto cavallo G3, il re ha questa possibilità che prima non aveva, ti ricordi? Prima se giocava questo, ora non poteva andare qui, mentre grazie a alfiere G5 ora c'è l'alfiere che fa da scudo al proprio re. Per questa ragione il nero non gioca cavallo G3, ma gioca torre in H8. D'altronde la torre era sotto attacco della donna, torre in H8 con l'idea di fare uno scacco di scoperta e probabilmente uno scacco matto. Cavallo per F7, minacciando la torre, e quindi a seguito di scacchi di scoperta si può catturare la torre. Alfiere G6, attacco doppio con scacco. Re finalmente cattura questo pedone che un po' lo imprigionava e attenzione alle finezze. Cavallo in E5, scacco. Ma come? Questo cavallo può essere attaccato dal cavallo avversario? Sì, qui abbandonò intanto il bianco perché aveva visto già come continuava. A seguito della cattura del cavallo, alfiere F5, attenzione, dove può andare il re? Può andare qui? No, perché c'è la torre. Può andare qui? No, perché c'è la torre. Può andare qui? No, perché c'è il cavallo. Si può muovere solo in una di queste due situazioni. Per esempio, re H5, sembra forse dare un pochettino più chance. Re G7, scacco di scoperta, e qui l'unica è parare in questo modo, ed è scacco matto. Una partita veramente fantastica, cioè riuscire a portare il re avversario al centro della scacchiera, anche se qui siamo a lato, bordo della scacchiera, ma al centro nel senso al di fuori, insomma, della prima o della seconda traversa, senza la donna, e riuscire a coordinare i propri pezzi al meglio per dare matto è veramente un'abilità da pochi. D'altronde ricordiamoci che giocava contro un gran maestro, cioè uno che di attacco e di difesa ne capisce. Quindi ha dovuto giocare con estrema precisione Ding e devo dire che ci è riuscito. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a mettere like o a lasciare un commento e se ancora non l'hai fatto iscriverti al canale. Ci vediamo presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!